Arrivano a questa sfida da due risultati diversi, ma stanno vivendo un momento simile nel quale faticano a trovare continuità sia di risultati che di prestazioni. Tra 5 giorni saranno impegnate entrambe in Coppa Italia, ma per 40 minuti effettivi la testa dovrà essere ancora sul campionato. Dal Pala Maggiore di Leini, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti ad L84 Sandro Abate. 24esima giornata del campionato di Serie A di futsal. Saluti di rito a centrocampo tra i due capitani, Maxi Rescia per la L84 Torino e Massimo Abate per la Sandro Abate Avellino, davanti agli occhi dei due arbitri che saranno Andrea Colombo della sezione di Modena, arbitro 1, e Amedeo La Calamita della sezione di Bari, arbitro 2, poi il cronometrista Gioacchino Lattanzio, sezione di Collegno, arbitro 3. L84 in completo bianco con maniche nere, Sandro Abate in completo blu. È la partita che apre il 24esimo turno, poi domani e sabato scenderanno in campo tutte le altre squadre. Il prossimo weekend invece, il prossimo venerdì, il prossimo sabato, non si giocherà il campionato perché è la settimana della Coppa Italia. All'andata ha vinto la L84 per 4-2, doppietta di Fortini, poi gol di Cuzzolino e Rescia. Per la Sandro Abate doppietta di Lolo Suaso, che nel frattempo ha lasciato Avellino. Ci sono, oltre alla gara di andata, altri 11 incroci, quindi in totale 12 precedenti. Bilancio di perfetta parità, 5 vittorie a testa e 2 pareggi. Considerando solo le sfide giocate in Piemonte, 2 vittorie della L84, 3 vittorie della Sandro Abate e un pari. Foto di rito per la L84, che arriva dalla sconfitta per 5-2 contro la Roma. KO che ha interrotto una striscia positiva incredibile in trasferta, perché considerando solo la regular season, la L84 non perdeva lontano dal proprio pubblico dal maggio 2025, quindi quasi un anno di imbattibilità che si è interrotta proprio nell'ultimo weekend. KO rovinoso per 5-2 contro la Roma. Per quanto riguarda invece la Sandro Abate, arriva da una vittoria molto importante, anche un po' discussa per alcune decisioni arbitrali, 4-3 contro la Came Treviso. L84 che in questo momento è terza a -2 dalla Fel di Eboli, seconda a -8 dalla Meta Catania capolista, mentre la Sandro Abate è ottava a -3 dall'Ecocity Genzano, che è al 7° posto. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questa partita. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della divisione Calcio a 5 per non perdervi questo meraviglioso rush finale di stagione tra campionato e Coppa Italia in generale, per non perdervi tutto il meglio del futsal italiano. Primo possesso affidato alla Sandro Abate, che in questa prima frazione attaccherà da destra a sinistra e si comincia con il primo possesso della squadra di Basile. Riceve Alex, va all'indietro per Ducci, colpo di testa, pallone intercettato dall'L84 e che torna tra le mani dell'estremo difensore della Sandro Abate, Daniele Ducci. Alex, arriva su di lui Maxi Rescia, imbucata, letta dall'altro portiere, quello dell'L84, Victor Lopez, che poi non si intende con Cuzzolino nel pallone termina oltre la linea laterale. Alex, pallone un po' buttato dalla Sandro Abate. Victor Lopez,
Liberty riceve, Cuzzolino, ancora Liberty, Tuli, Cuzzolino, ottima idea per lo scatto di Maxi Rescia, pallone leggermente impreciso. Everton, Ducci, in avanti per Alex, torna indietro, Cuzzolino sporca il pallone e lo manda direttamente a Victor Lopez. Tuli, sguardo in avanti, Liberty, Cuzzolino, Liberty, accenna un blocco Cuzzolino, Liberty ha spazio per andare da Tuli, Cuzzolino, di nuovo Tuli. Aveva visto il movimento di Cuzzolino, non è riuscito a raggiungerlo. Come dicevamo, gol all'andata per Cuzzolino, il suo settimo alla Sandro Abate, 6 con questa maglia, 1 con quella dell'Ital Service Pesaro. Tuli, Cuzzolino, Rescia attaccato, Everton con forza e tempismo, prova anche a ripartire, fermato, non c'è fallo, Cuzzolino trattenuto, eccolo il primo fischio del direttore di gara che porta anche al primo giallo per Galletto, uomo nettamente più in forma della Sandro Abate, 14 gol nelle ultime 15 gare di campionato. On fire Gennaro Galletto, che si lamentava per il cartellino giallo non tanto per l'entità del fallo quanto perché si trattava del primo in tutta la partita, e Sandro Abate che sembrava tutto sommato messa abbastanza bene in difesa, non si poteva parlare di una chiara occasione da gol per la L84. In ogni caso si riparte dal calcio di punizione. Cuzzolino, Tuli sbaglia il tocco per Maxi Rescia. Everton, Ducci accenna per un attimo la pressione Liberty, poi Alex sbaglia l'appoggio per Everton. Arriva Liberty, incontro, torna da Maxi Rescia, Cuzzolino, Maxi Rescia, Liberty, Tuli, era scattato Liberty, visto da Maxi Rescia, controllo, torna indietro, predica calma Basile, Tuli, verticale, anticipato Cuzzolino, sul pallone Tuli, Maxi Rescia, destro respinto, di nuovo in fallo laterale. Sempre Cuzzolino alla battuta. Ancora Maxi Rescia che si stacca dai blocchi. Cuzzolino direttamente da Victor Lopez, che cerca e trova Liberty, perde l'attimo giusto, Cuzzolino riconquista, dribbling e poi gli scappa via il pallone. Rimessa per la Sandro Abate. Everton, Alex, ancora Everton. Pallone allargato a destra, intercettato da Salas che prova addirittura la conclusione, respinta. Ennesima rimessa, anzi no, primo calcio d'angolo. Cuzzolino, imbucata che non passa, Salas, Liberty, fermato ancora Salas a contrasto, finisce giù, non è finita. Liberty si salva la Sandro Abate che poi mette il pallone fuori. Si è fatto male Salas nel contrasto con Victor Mello. Rivediamo. No, nel contrasto con il proprio compagno Liberty.
molto dolorante. Van der Salas, che ha calciato praticamente contro il piede di Liberty, un po' a martello. Si è fatto male probabilmente alla caviglia. Ora Victor Mello sta spiegando appunto questo al direttore di gara, dicendo che è innocente. Provano a farsi sentire dagli spalti quando sono trascorsi 3 minuti e 10 secondi effettivi al pala maggiore di Leni, mentre Alex è a colloquio con Everton. Anche il capitano Massimo Abate prova a sincerarsi delle condizioni di Salas. Massimo Abate, uomo simbolo del club, capitano, fondatore della società, che ha deciso di intitolare a suo padre, imprenditore, pioniere del calcio a 5 in Campania. Tant'è che negli anni 90 diede vita all'Avellino calcio a 5. E poi Massimo Abate, 2 gol quest'anno, uno in campionato, uno in Coppa. Ha sempre vestito questa maglia dalla Serie D alla Serie A. Esce zoppicante Van der Salas. Vediamo se riuscirà a tornare in campo. Tutto pronto per riprendere il gioco con Murilo Schiochet, che restituisce il pallone con sportività alla Sandro Abate. Ducci, lancio e pallone che termina direttamente sul fondo dalla parte opposta. Si allarga Murilo Schiochet sulla destra. Tuli all'indietro. Murilo Schiochet. Tocco, si chiude il triangolo. Murilo Schiochet. Ducci, prima parata della partita. Non sembrava una conclusione irresistibile. Si è opposto Ducci. Secondo calcio d'angolo della partita, entrambi a favore dell'L84. Tuli, forte sul secondo palo, dove è liberissimo e non può sbagliare il numero 8 della L84, Lucas Siqueira. Immobile la difesa della Sandro Abate, punisce la squadra di Diego Rios. Massimo Abate. Everton, vediamo la reazione della squadra di Basile. Che si è fatta sorprendere in maniera troppo scolastica. Tuli. Proprio per Lucas Siqueira, fermato da Alex. Fallo laterale, contromovimento di Lucas Siqueira, cercato ancora il numero 8, ma non trovato. Praticamente ha segnato al primo pallone toccato. Abate, si alza la pressione di Murilo Schiochet, che è vincente, calcia addosso a Ducci, non è finita. Fortini, manca la sfera. Quindi vediamo il tiro di Murilo Schiochet, parato con il petto da Ducci. Prova a rispondere la Sandro Abate con il proprio capitano, Massimo Abate. Pallone fuori. Si è sbloccato il match dopo 3 minuti e mezzo di tempo effettivo, con il terzo gol stagionale di Lucas Siqueira. Murilo Schiochet,
Chiaro che per come si è messa la classifica, la L84 ormai fatica a guardare la Metà Catania come obiettivo. Difficile impensierire i bicampioni in carica, ma un successo stasera sarebbe importantissimo per il morale e per arrivare bene alla Coppa Italia. Fallo laterale. Murilo Schiocchet chiama lo schema. Movimento di Lucas Siqueira, cercato invece Fortini, sposta, non può calciare Lugero Lopez. Lucas Siqueira fermato, rimessa Victor Lopez, alza la testa, va morbido sul secondo palo per Fortini, anticipato da Duci, poi Lugero Lopez solo per un attimo. Rimessa Victor Mello per Abate, sbaglia tutto il capitano. E allora rimessa per la L84, se ne incarica Fortini. Lucas Siqueira, Lugero Lopez, ancora Lucas Siqueira. Prova a far tutto da solo. Duci lo ferma con coraggio e tempismo. Poi Maltauro a tendere rinforzi. Alla fine si mette in proprio Victor Mello, attaccato da Lugero Lopez. Ancora Maltauro con pazienza. Alessandro Abate. Alex, occhi negli occhi con Lugero Lopez. Blocco di Massimo Abate. Victor Mello, Maltauro, manovra avvolgente della squadra di Basile. Fallo laterale. Fortini di testa, accomoda per Victor Lopez, che rilancia subito verso Lugero Lopez. Arriva Cuzzolino, c'è la sistema sul sinistro e poi torna indietro. Maxi Rescia sbaglia l'imbucata, intercettata da Alex, che poi rischia sul pressing di Lugero Lopez. Victor Mello rilancia dalle parti di Victor Lopez. Victor Lopez sbaglia. Rinvio. Victor Mello, Maltauro, Massimo Abate per Alex. Morbido, cambia gioco. Victor Mello sbaglia tutto. Entrato da Ricci, dare un po' più di imprevedibilità. Guadagna un fallo laterale. Maltauro difende, va all'indietro. Alex evita Cuzzolino, prova a calciare. Victor Lopez respinge, poi bravo anche su Galletto. Può ripartire l'L84, un uomo in meno, Alessandro Abate che deve difendersi. È un 4 contro 3, ma perde l'attimo la squadra di Diego Rios. Rientrato in campo Van der Salas, lamenta un contatto, non c'è secondo l'arbitro. Cuzzolino. E ora l'arbitro va a parlare proprio con Salas. Rivediamo la parata di Duci. Salas, tacco Maxi Rescia, deviazione traversa. E sarà ancora corner per la L84. Anzi no, perché l'ha deviata Liberti. Fermato Botta
che poi torna sul pallone, non riesce a difenderlo. Sarà fallo laterale per la L84. Liberty scarica per Cuzzolino. Ancora il Diablo. Liberty imbucata, poi di nuovo Liberty. Conclusione forte ma sul fondo. Sta facendo fatica la Sandro Abate in questa prima parte di gara, mentre funziona alla grande la pressione dell'L84. Rimessa. Passano però i 4 secondi. E allora L84 che ha l'opportunità di sfruttare questo calcio piazzato in zona offensiva con Liberty. Si stacca Cuzzolino, pallone a cercare Salas su una situazione molto simile a quella che aveva portato al gol di Lucas Siqueira, che per il momento sta decidendo la partita qui al Pala Maggiore di Leni. Cuzzolino per Victor Lopez, chiede movimento ai suoi compagni, supera la metà campo e poi temporeggia, allarga sulla sinistra per Liberty, prova a calciare, viene fermato il numero 9 della L84 quando sono passati 8 minuti di tempo effettivo qui al Pala Maggiore di Leni. 1-0 per la squadra di Diego Rios, grazie alla rete sugli sviluppi di calcio d'angolo da parte di Lucas Siqueira. Cuzzolino forte sul secondo, non la prende nessuno e viene chiamato il time out da parte di Basile, che deve sistemare qualcosa. E non ha funzionato tutto a livello difensivo in questo inizio di match. (11:52) da giocare mentre le telecamere inquadrano proprio mister Piero Basile, allenatore della Sandro Abate Avellino, quarta stagione in questo club, ex giocatore. Ha vestito le maglie di Martina Franca e Putignano in Serie C e Serie B, poi appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la carriera in panchina sempre al Putignano, alla prima stagione da allenatore, promozione in A2, poi Martina Franca, l'altro club dove aveva giocato, 2 promozioni di fila dalla Serie B alla Serie A. Serie A che poi non ha quasi più lasciato. Latina, Cisternino, attenzione nel frattempo a Liberty, Latina, Cisternino, Feldieboli, ancora Latina. Poi è tornato brevemente in A2 al Napoli, altra promozione vincendo anche la Coppa Italia di A2. E infine Sandro Abate da Ricci per Galletto che la perde, Salas, Ducci si fa trovare pronto, continua a premere la squadra di Diego Rios. Davvero ottimo avvio, se ci si attendeva una risposta a livello caratteriale, per il momento la sta dando la L84. Rimessa. Liberty aggancia e pallone fuori. A battere Di Luccio in orizzontale, Ducci, poi Salas ancora a pressare.
Galletto per Ducci, ha un po' di campo il portiere della Sandro Abate, va a lungo per Di Luccio, Liberti chiude, si era perso il numero 16, poi deve fare tutto da solo, guadagna un fallo laterale. Raguso, Liberti, all'indietro Victor Lopez, libera Cuzzolino, va sulla linea di fondo, Salas sbaglia a chiudere un triangolo che era relativamente semplice e poteva spalancare ottime prospettive per la L84. Raguso sul punto di battuta, numero 80 all'indietro per Liberti. E non si intende con Raguso. Everton ringrazia l'ex pirossigeno Cosenza. Galletto, destro-sinistro, Raguso intercetta, ancora Everton. Con l'esterno sinistro Darici, di nuovo Everton, prova a tornare da Darici. Fa segno ok al compagno, il numero 23, il passaggio però è impreciso per l'italo-brasiliano Gabriel Darici, prima esperienza in Italia dopo una carriera trascorsa interamente in Brasile, arrivato a dicembre dal São Lourenço. Liberti, Tuli, con calma gestisce, poi pallone perso dall'L84, Everton sul fondo, vorrebbe un tocco da parte di Fortini che non c'è, grande rischio corso dal numero 7 dell'L84 che poi rimedia un suo errore e l'impressione è proprio che il tocco di Fortini ci fosse. Non è stato concesso però il corner alla Sandro Abate, che non ne ha battuto neanche uno dopo praticamente metà del primo tempo, un primo tempo che è interamente di marca piemontese, di marca verde nera, anche se la maglia oggi è bianca. Raguso, Murilo Schiocchet, Fortini, Tuli si abbassa lato lato, Raguso, altro movimento di Tuli che accenna un blocco, Murilo Schiocchet la scava per Tuli con spazio, Tuli sul secondo palo, pecca di altruismo, poteva anche calciare il numero 6 che ha rinunciato e ha perso un'ottima occasione. Siamo già dall'altra parte con Everton, anticipato da Victor Lopez, va dal sodo, la scaraventa fuori. Qui rivediamo l'occasione per Tuli, tra l'altro non solo pecca di altruismo ma dà anche un pallone complicatissimo da mettere in porta per Fortini che era molto defilato. 9:38 da giocare, Alex, Everton di prima, pallone toccato, eccolo il primo calcio d'angolo per la Sandro Abate. Dopo 10 minuti e mezzo di tempo effettivo. Everton fuori per Di Luccio, calcio d'angolo numero 2. Ancora Everton a dare indicazioni ai compagni. Gara fino a questo momento molto corretta, con un solo fallo fischiato in metà tempo. Poco lavoro per Andrea Colombo e Amedeo La Calamita. Everton, Maltauro in mezzo, si salva l'L84. Poi intervento di Tuli su Maltauro, sembrava in netto ritardo. E ora Tuli mette il pallone fuori perché ha perso uno scarpino. Ma l'impressione è che Tuli fosse arrivato in ritardo su Maltauro. Ora Murilo Schiocchet chiede conferma a Everton che il pallone verrà restituito. Everton lo rassicura. 9:22 da giocare. Sempre 1-0, gol di Lucas Siqueira. In possesso proprio ora, numero 8. Tuli non trovato dal compagno. E allora fallo laterale, Ducci.
Scorrono i secondi al palamaggiore di Leni. Fortini intercetta Murilo Schiochet, ripulisce, va indietro da Victor Lopez che si alza, palla al piede. Stavolta non gli concedono di superare la metà campo. Murilo Schiochet, Fortini, zona tiro. Non trova né la porta né la deviazione del numero 22, Everton. Brasiliano, classe 96, che ha girato l'Europa, perché dopo aver iniziato la carriera in Brasile si è trasferito nel vecchio continente, ha giocato in Polonia con il Kontrakt Lubauer, in Spagna con il Bodegas One Hill e poi in Italia con Pirossigeno Cosenza e dal mercato di riparazione. Sandro Abate, Tuli, Luca Siqueira in bugger, Ducci. Non impeccabile esteticamente, ma efficace l'intervento del numero 98 della Sandro Abate. Tuli a battere la rimessa e cerca ancora una volta la stessa situazione. L'imbucata forte sul secondo. Luca Siqueira a centimetri dalla doppietta del 2-0. Everton, guardate come si alza la pressione dell'L84, praticamente al limite dell'area della Sandro Abate. Poi Maltauro, si è fatto male Luca Siqueira. Finisce giù il numero 8. Preso un colpo al volto. (8:21) al termine del primo tempo. Ducci, scatta Massimo Abate, Ducci con le mani per Alex, fa buona guardia Luca Siqueira. Murilo Schiochet in verticale, trova Van der Salas. Futsal di famiglia per Salas. Murilo Schiochet con il piede Ducci. Poi Abate con spazio, va con la punta e trova Victor Lopez. Occasione da una parte e dall'altra. Calcio d'angolo, allontanato il pallone dalla difesa dell'L84. Massimo Abate. Alex. Everton, presenza quasi fissa in campo in questa partita. Ha riposato pochissimo. Victor Mello. Abate prova a sgasare sulla sinistra. Tuli lo controlla. E poi dal fondo Victor Lopez. Cuzzolino per Victor Lopez. Lancio intercettato. Massimo Abate tiene il pallone in campo. Cuzzolino non ha problemi. Ancora il fuoriclasse argentino. Palla al piede, si accentra, va da Salas, si gira, trattenuto, finisce giù, si gioca ancora. Salas la mette fuori da ottima posizione. Massimo Abate per Everton. Victor Mello, lancio ostacolato.
mentre le telecamere inquadrano proprio il numero 8, Victor Mello. Alex. Victor Mello. Si fa incontro Everton. Victor Mello passa a 1 metro dalla riga di porta e mette il pallone fuori. Fortini. Cuzzolino non riesce a chiudere il triangolo, può distendersi la Sandro Abate con Alex che allarga per Everton, sbaglia il controllo e poi Cuzzolino sullo slancio tira giù la porta. Si riparte da un fallo laterale. Fortini. Victor Lopez. Lancio impreciso. Ducci. Per Alex. Everton. Vede il movimento di Alex ed era un'ottima idea. Impreciso però il passaggio di Everton. Cuzzolino. Sbaglia Victor Mello, capisce tutto. Galletto, Cuzzolino lo ferma. Può ripartire, c'è anche Lugero Lopez. Cuzzolino lo ignora. Poi chiede scusa sia a Lugero Lopez che a Fortini. Sarà, vediamo se calcio d'angolo rimessa laterale. Dovrebbe essere rimessa stavolta e infatti è così. Cuzzolino per Maxi Rescia, probabilmente addosso a Lugero Lopez, contropiede Sandro Abate. Victor Lopez legge molto bene la situazione e scaraventa fuori l'estremo difensore spagnolo. Prima stagione in Italia, giocato quasi sempre in Spagna, tranne 2 esperienze nell'est Europa, una in Romania e una in Polonia. Romania ha vinto il titolo con l'Imperial Uit, con l'Imperial Uit, scusate, e con lo United Galati. In Polonia ha vinto il titolo con il Konstrakt. Ducci. Lancio Victor Lopez quasi a vuoto. 5,5 da giocare. Sempre 1-0 l'84. Maxi Rescia in avanti. Intercetta Alex. Poi Cuzzolino in scivolata. Ferma Galletto. Rimessa. A battere proprio Galletto. Arriva il fischio dell'arbitro. Di Luccio si stava coordinando per andare al volo. Fortini di testa. Ancora Galletto alla battuta. Calcio d'angolo. Ancora un lob. Finta e mancino di Alex che se l'era costruito benissimo, però non ha inquadrato la porta. Time out chiamato da Diego Rios. Ha abbassato un po' i ritmi della L84 anche nella pressione dopo
un avvio di partita con la Sandrabate che era andata molto in difficoltà per un pressing quasi al limite dell'area degli uomini di Diego Rios. Adesso ha abbassato un po' l'intensità, il pressing, anche la veemenza, la squadra di casa che in controllo ha concesso pochissimo ai campani. Cuzzolino ha anticipato Tuli sulla seconda palla, Fortini mette giù. Poi apre per Maxi Rescia, ancora Fortini, Cuzzolino, Fortini. Cuzzolino con l'esterno, Fortini. Ducci si fa trovare pronto. Calcio d'angolo numero 5 per la L84. C'è Tuli sul punto di battuta. Cuzzolino. Ancora il numero 17 in verticale. Tacco di Maxi Rescia per Fortini. Ancora una volta i giocatori dell'L84 peccano di altruismo, perché Maxi Rescia era solissimo e poteva tranquillamente stoppare e girarsi. Ducci. Alex. Botta. Poi Tuli, l'ultimo tocco è di Luccio. E allora, fallo laterale per la L84. Tuli. Victor Lopez. Prova l'apertura verso Tuli che applaude il compagno al passaggio impreciso. Botta. Poi Di Lucio in avanti nella terra di nessuno, direttamente in zona Van der Salas, che si toglie la pettorina ed entra in campo. Murillo Schiocchet. Raguso. Tuli. Victor Lopez. Ancora Tuli di prima mette in moto Raguso, che poi lancia in avanti per Salas. Ducci. Con le mani la riconsegna a Victor Lopez. Murillo Schiocchet cerca lo spunto. Ancora Ducci. 180 secondi effettivi al termine, anzi 210, 3 minuti e mezzo. Ducci. Da uno sguardo in avanti, poi va teso verso Alex, che protesta ancora con l'arbitro perché voleva un fallo che non è arrivato. Sempre uno il fallo fischiato, uno solo da inizio partita. Chiusura di botta. Salas velocemente, troppo perché i suoi compagni non se lo aspettavano. Tuli chiama lo schema. Ora Alex continua a spiegarsi con gli arbitri, stavolta con l'arbitro 2. Tuli lascia lì per Murillo Schiocchet sul secondo palo. Raguso non è riuscito a spingerla in porta. Salas. Victor Lopez. Tuli. Torna da Salas. Di prima Murillo Schiocchet. Salas si chiude il triangolo, ma il pallone era uscito. Ducci. Ancora una volta non ha nessuno a cui darla e la regala all'L84. Tuli. Salas. Suolata. Poi conclusione. Ducci respinge su Raguso. Pronto a cambiare tutto il quartetto Piero Basile, che non ha ancora usato la carta power play. Sappiamo che è una carta a cui ricorre molto volentieri. Raguso al volo. Si fa trovare pronto Ducci. Botta.
Alex. Ancora Alex. Pallone morbido, Victor Lopez. E ora scintille tra Alex e Victor Lopez. Alex l'avevamo già detto che era un po' nervoso da qualche minuto. Ora viene calmato da Darici. Forse lamentava un gioco pericoloso di Victor Lopez. Fischia l'arbitro. Galletto morbido. Murilo Schiocchet ad allontanare. Salas prende il tempo a Galletto davanti al portiere. Salas sbaglia il tocco per Murilo Schiocchet. Aveva fatto tutto bene. Scelta di tempo, conduzione. Aveva anche resistito all'attacco di Galletto. Ora rimessa laterale per l'L84. Maxi Rescia. Victor Lopez. Tiro cross, se possiamo chiamare, se possiamo usare un termine da calcio a 11, perché era a metà tra un'imbucata, un passaggio sul secondo, una conclusione verso la porta. Everton. Controllo. Va all'indietro Maltauro. La tiene in campo. Poi prova la verticale per Everton. Non giunge a destinazione. Victor Lopez. Liberty si gira. Neanche stavolta arriva il fischio. Ma arriva il gol della L84 con Van der Salas. Si trova lì il pallone in modo quasi casuale e non sbaglia. Il numero 20 fa 2-0. Il passaggio non è stato di un compagno ma di Victor Mello, che ha offerto un cioccolatino a Van der Salas e il numero 20 non ha sbagliato. Terzo gol in carriera alla Sandro Abate con 3 maglie diverse, uno col Mantova, uno col Napoli e uno con l'L84. 10° gol in stagione, il 5° in campionato. Victor Lopez pressato, sbaglia. Ducci. Everton. Darici. Maltauro vuole girarsi. Maxi Rescia non gli concede spazio e calcia sul fondo il numero 9. Victor Lopez. Fortini perde il duello con Everton. 30 secondi alla fine del primo tempo. Maltauro, suolata, destro di Darici. Murato non da Victor Lopez ma da Fortini. Victor Mello. Morbido per Everton. Victor Lopez ci deve mettere le mani. Maltauro. Attende rinforzi. Protegge. Va all'indietro da Everton. Victor Mello. Ancora Everton. Deve provare a concludere la Sandro Abate. Maltauro. E non ce la fa perché arriva la sirena. Si torna negli spogliatoi sul punteggio
di 2-0 per l'L84, reti di Lucas Siqueira e Bander Salas. Noi ci prendiamo una pausa, voi però restate qui perché tra pochissimo ci sarà la ripresa di L84. Sandro Abate.
Bentornati al Pala Maggiore di Leini, quasi tutto pronto per il secondo tempo di L84 Sandro Abate. Primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 2-0 per la squadra di Diego Rios, grazie alle reti di Luca Siqueira e Van der Salas. Accennavamo a come il futsal sia di famiglia. Suo fratello il Ciolito gioca al Napoli, l'altro suo fratello il Ciolo fino a novembre era proprio alla Sandro Abate. Tutti di nazionalità paraguayana. E si ricomincia con il primo pallone gestito dalla L84, che nella prima frazione, nei primi 20 minuti effettivi, ha davvero rischiato pochissimo. Quasi mai chiamato in causa Victor Lopez. Cuzzolino. All'indietro Victor Lopez. Lancia lungo, respinge la difesa della Sandro Abate. Tuli a colloquio con arbitro 1, Andrea Colombo, della sezione di Modena. Liberti. Scarica Cuzzolino. Con l'esterno all'indietro, tocco per Victor Lopez. Guadagna metri e poi apre per Cuzzolino. Si accentra, prova a calciare. Sinistro che viene ostacolato dal tackle di Galletto. Tuli. Contromovimento di Cuzzolino, arriva Liberti. Tuli rischia che passino i 4 secondi. Victor Lopez finta il tiro addirittura dalla propria metà campo. Poi chiama il movimento di Cuzzolino, che si offre in appoggio. Libera campo a Victor Lopez, indeciso sul da farsi, la mette fuori. Alex. Galletto Everton. Alex. All'1 contro 1, Galletto sbaglia il controllo. Liberti non va per il sottile, lo mette fuori. Tuli. In verticale per il movimento di Cuzzolino, la mette in mezzo. Non c'è nessuno mentre spunta uno striscione sugli spalti del Pala Maggiore di Leini. Auguri a tutti i papà. Ed è uno striscione che condividiamo in pieno e che sottoscriviamo, ci uniamo agli auguri a tutti i papà nel mondo del futsal, ma non solo. Darici. Everton. Fermato da Tuli, primo fallo della partita fischiato contro la L84, il secondo fallo in generale fischiato dall'arbitro per una gara, ripetiamo, correttissima fino a questo momento. Darici di prima. Alex. Si era mosso Galletto. Darici. Everton. Ancora Alex. Di nuovo Everton. Alex Darici. Imbucata per Alex. Tra le linee Everton. Ci mette la punta Fortini. Proprio Alex alla battuta. Everton torna ad Alex. Liberti ringhia su di lui. Everton per Darici. Maxi Rescia fa correre Cuzzolino. Sta arrivando Fortini dall'altra parte. Lo vede Cuzzolino, non riesce a servirlo. Poi flipper, pallone che carambola sul palo. Sarebbe stato un autogol clamoroso della Sandro Abate. Darici. Everton.
Pallone che finisce fuori. Rivediamo Fortini con la punta addosso ad Everton. E pallone che si stampa sul palo. Everton. Victor Lopez, sempre molto attento nelle letture. Darici, mentre si alza il pressing di Murilo Schiochet. Everton, Darici può rilanciare ma senza precisione. E quindi rimessa per la L84. Liberty. Murilo Schiochet non la tiene in campo. Due gol nelle ultime 2 partite per Murilo Schiochet, il bomber che non ti aspetti. Brasiliano naturalizzato italiano. 3 gol in carriera alla Sandro Abate, 1 con la Came Treviso, 2 con l'Ital Service Pesaro. Liberty si accentra e poi sbaglia il passaggio per Lucas Siqueira. Poi Massimo Abate prova a battere velocemente, ma colpisce l'arbitro. E allora si ripete. Everton. Pirgalletto prova ad andare via. Liberty in scivolata. Poi Galletto lato lato per Everton all'1 contro 1. Sposta e calcia. Victor Lopez l'ha toccata sul palo. Prima vera occasione della partita per la Sandro Abate dopo 24 minuti effettivi. Everton al volo tra le braccia di Victor Lopez. Parata molto più semplice della precedente. Calcio d'angolo per la L84. Lucas Siqueira verso Van der Salas. Pallone scivola sul fondo. Non ci sarà calcio d'angolo come chiedeva il numero 20 paraguaiano, autore del 2-0. Alex anticipa Fortini ma la mette fuori. Un po' in difficoltà la Sandro Abate stasera. Fortini all'indietro. Victor Lopez. Pallone di nuovo fuori. Stavolta però la rimessa sarà per la Sandro Abate. Alex. Victor Mello cerca di passare su Murilo Schiochet. Vince il rimpallo e guadagna una rimessa. Massimo Abate. Alex resiste alla carica di Lucas Siqueira. Victor Mello. Galletto non passa l'imbucata per Alex. Van der Salas accelera. Murilo Schiochet. Lucas Siqueira. Ducci a 2 mani mette fuori. Tuli mette giù il pallone, poi sbaglia tutto. Galletto per Victor Mello. Evita la scivolata di Salas ma non controlla il pallone. Murilo Schiochet corto da Lucas Siqueira. Adesso il pressing di entrambe le squadre sta penalizzando un po' la fluidità di gioco. Victor Mello. Alex per Ducci. Ancora Victor Mello. Alex. Tocco, poi si propone Galletto, sbaglia. Ancora Victor Mello. Abate. Lucas Siqueira, di nuovo Abate, mette il fisico. Lucas Siqueira gliela scippa. Fallo laterale per
L'84 non sembra convintissimo Massimo Abate. Tuli per Lucas Siqueira. Victor Lopez. Murilo Schiocchetta cadendo stava per gestire un pallone impossibile. Alla fine concede il fallo laterale ai campani. Di Luccio. Tocca per Ducci. Tra le linee Massimo Abate tenta un dribbling 2 volte, non passa, non c'è fallo, non c'è stato neanche un tocco. Tuli. Ruggero Lopez sbaglia un controllo semplice, il numero 11, il pallone scivola fuori. Alex si sgancia Ducci, poi torna sui suoi passi, riceve il 98. Va al lancio in direzione di Luccio, era un'idea giusta, però non è riuscito ad essere preciso. Cuzzolino verso Ruggero Lopez, si libera di fisico, calcia Ducci, para senza problemi. Victor Mello. Abate, ancora Victor Mello. Alex. Cuzzolino capisce tutto. Di Luccio, Alex. Solata, Di Luccio. Alex. Ancora a 2 con Di Luccio. E poi Victor Lopez. Con le mani Victor Mello. E come spesso capita, 4 cambi tutti in una volta per la Sandro Abate. Doveva entrare anche Botta, però non ha fatto in tempo. Victor Lopez. Passati 7 minuti effettivi in questo secondo tempo. Tuli al volo, la svirgola. Victor Mello di testa, prova a mettere in moto Maltauro, anticipato. Cuzzolino sul secondo per Ruggero Lopez. Non può sbagliare Calantris, la L84. Terzo gol in campionato. Secondo con questa maglia, ne aveva segnato 1 con la Fortitudo Pomezia. Gran palla di Cuzzolino e 3-0. Troppo spenta la Sandro Abate in questa serata, almeno fino ad ora. Sappiamo però che 12 minuti e mezzo di tempo effettivo sono un'eternità. Everton con l'esterno, poi si fa vedere sul secondo palo e la sfera termina fuori. Victor Lopez. Rimessa laterale in zona d'attacco per la L84. Cuzzolino. Attende il posizionamento dei compagni. Poi sul secondo trova Maxi Rescia, quasi fotocopia del gol che ha aperto la sfida. Stavolta non c'è Lucas Siqueira in area di rigore, c'è il capitano Maxi Rescia, 10° gol in 9 partite contro la Sandro Abate, che questa sera ha preso gol quasi sempre nello stesso modo.
a parte la rete di Van der Salas, che è arrivata su un assist involontario di Victor Mello. Poi gli altri 3 gol sono stati quasi uguali, con palloni arrivati da zone di campo diverse, ma finalizzati tutti sul secondo palo e tutti con un uomo solissimo. E adesso il passivo si fa pesante per la squadra di Basile. 4-0. Dominio netto però della L84 e Basile. Ora si gioca il power play. Lo farà Di Luccio. Portiere di movimento per i campani. Una delle squadre che lo fa meglio in tutto il campionato. Darici. All'indietro per Alex. E lui il direttore d'orchestra del power play. Everton. Allarga. Alex. Di prima Di Luccio. Non c'è nessuno sulla sua verticale. Deve tornare indietro. Alex gestisce un pallone complicato. La Sandro Abate, che riesce a tenere il possesso quando ci avviciniamo alla metà del secondo tempo. Everton. Alex, Di Luccio, Alex. Di Luccio, Everton. Perde il pallone la Sandro Abate. Tuli può ripartire, Di Luccio non fa fallo. Tuli, scarico per Maxi Rescia. Doppietta del numero 5, pocherissimo, della L84. 7° gol in campionato, il 52esimo con questa maglia. Everton. Ancora portiere di movimento per la squadra di Basile. L'impressione però è che sia una di quelle serate da archiviare in fretta. Everton. Alex. Conclusione potente e anche ben indirizzata di Galletto. Victor Lopez ci mette le mani. Time out chiamato da Basile. Prova a motivare e a dare anche nuove soluzioni ai suoi. Piero Basile sta facendo tantissima fatica. La formazione campana, che non è quasi mai entrata in partita. Un solo grosso brivido corso per i piemontesi. Il palo colpito da Everton. Poi per il resto un monologo della L84. Ancora Piero Basile a spiegare con la sua inseparabile lavagnetta, e Cuzzolino a dire ai suoi di continuare così. Abbiamo appena superato la metà del secondo tempo. 5-0 per la L84. 5 come i gol che ha subito nell'ultimo turno dalla Roma. E il gioco riprende. Everton. Di Luccio. Alex, Di Luccio. Maxi Rescia intercetta solo per un attimo. Alex. Supera la linea di metà campo. Di Luccio. Sposta Everton. Alex. Gioco allargato. Raguso fa buona guardia.
Già battuto il calcio d'angolo. 5-5 i corner. Everton. Alex. Darici. Alex. 9 minuti e 7 secondi da giocare. Maxi Rescia in scivolata. Per poco non rischia l'autogol. Diego Rios fa di corsa da Victor Lopez, che rilancia verso Salas. Abate lo ferma. E poi il doppio rimpallo premia comunque Raguso. Rimessa. Raguso. Liberty. Ducci alza in calcio d'angolo. Va calciato bene Liberty. Victor Lopez si libera del pallone. Abate di testa Salas. Poi Raguso. Liberty tenta il sombrero, non gli riesce. Alex. Chiusura provvidenziale di Murilo Schiochet. Victor Lopez verso Salas. Prende posizione. Tiene in campo la sfera e guadagna un calcio di punizione. Chiede spiegazioni Abate. Murilo Schiochet. Sul pallone il numero 21. Raguso col destro. Fallo laterale. Otto e 16 da giocare. 5-0 all'84. Ancora Raguso. Palla alta. Doppietta di Maxi Rescia. Poi Lugero Lopez, Van der Salas e Lucas Siqueira. Everton. Darici fa movimento. Alex. Everton. Perde palla Alessandro Abate, ma solo per un attimo. Alex. Everton. Bella l'apertura, poi Galletto fa 5-1, gol della bandiera per Alessandro Abate. Non poteva che segnarlo Gennaro Galletto, 15esimo nelle ultime 16 gare di campionato. Ha funzionato stavolta il power play della squadra di Basile. Assist di Darici, gol del numero 2, 5-1. Chissà che questa rete non possa destare Alessandro Abate in una serata che per il momento è stata da incubo. Raguso. Fortini, Victor Lopez. Murilo Schiochet, Fortini. Raguso in verticale. Galletto sbarra la strada a Salas. Murilo Schiochet alla battuta del calcio d'angolo. Addirittura da Victor Lopez per non rischiare nulla. Raguso di prima sbaglia il tocco. Pronto di nuovo il power play. Stavolta non sarà di Luccio ma Maltauro. 7 minuti da giocare. Alex. Everton. Maltauro.
Ancora Alex. Maltauro di prima, Darici, Everton. Maltauro riceve, non ha sbocchi, difende il pallone, guadagna un fallo laterale. Alex. Darici va a prendere posto in zona centrale Everton. Maltauro, Alex. Maltauro, stavolta lui tra le linee. Raguso va a chiudere. Si sbraccia Everton. Si va da Alex. Ora Everton. Alex per Darici. Maltauro si fa vedere. Riceve, non ha luce per calciare. Alex, Everton. Ancora Alex. Tanti movimenti dei giocatori della Sandro Abate, che trova il 5-2. Ancora con Galletto. Forse c'è stata una deviazione. Quello che conta però per i campani è che il pallone è finito in porta. No, rete che è a tutti gli effetti di Galletto. Doppietta. 16° gol nelle ultime 16 partite di campionato. Beffato Victor Lopez. E ora è Diego Rios che chiama il timeout. A poco meno di 6 minuti effettivi da giocare. Rimane un'impresa molto complicata, ma al pala maggiore di Leinì abbiamo di nuovo una partita. Diego Rios si attarda a parlare con i suoi e ora anche l'arbitro va a richiamarlo. Troppa leggerezza, soprattutto sulla seconda rete, e anche forse un'ingenuità di Victor Lopez. E allora la L84 risponde col portiere di movimento, che sarà Fortini. Probabilmente anche per respirare e far correre a vuoto la Sandro Abate. Murilo Schiocchetto al fallo laterale. Vediamo se l'arma di Basile funzionerà contro la Sandro Abate di Basile. Tuli la perde. Fortini deve andare al cambio. Ducci per Everton. E torna in campo Maltauro. La Sandro Abate però butta via il pallone proprio al momento del cambio. Raguso per Cuzzolino. 5,5. Tuli. Arriva Everton. Cuzzolino. Murilo Schiocchetto con l'esterno. Alex fa uscire il pallone. Ecco il portiere di movimento. Ecco Maltauro. Ovviamente è vero che bisogna avere pazienza col power play, ma la Sandro Abate deve finalizzare. Alex. Darici. Di nuovo per Alex. Everton. Maltauro all'indietro. Alex. Tanto spazio per Darici. Alex. Si abbassa Everton. Si va a sinistra. Pallone morbido ancora per Alex. Everton. Movimento di Maltauro. Palla forte sull'esterno della rete. Non c'è stato un tocco. Victor Lopez. Cuzzolino. Riesce a passare su Galletto anche di forza. Dribbla 2 volte. Poi Tuli. Cuzzolino. Di prima trova Raguso
che offre il pallone a Maxi Rescia. È rimasto in porta Maltauro, che prova un dribbling, gli riesce e guadagna un calcio di punizione. 4 minuti e 5 secondi di tempo effettivo. Everton per Alex. Darici, Everton. Alex. Darici. All'indietro. Alex. Everton. Darici. Alex. Sulla linea di fondo aveva cercato il pallone per Galletto. È arrivata la chiusura dell'L84. 7-7 il conto dei calci d'angolo. 5-2 quello del punteggio. Passano i secondi, si riducono le speranze per la Sandro Abate. Darici. Alex. Tocco Everton. Darici. Sul fondo Galletto, gli rimane il colpo in canna. Victor Lopez con le mani fa ripartire Liberty, non c'è il portiere. Chance per Raguso, ancora Liberty, c'è Maltauro tra i pali. Liberty, Maltauro para, fa ripartire anche la Sandro Abate, un po' scoperta l'L84, che però è veloce a tornare. C'è anche la chiusura di Maxi Rescia. Poi la porta è vuota. Maxi Rescia fuori. 3 minuti. Torna Maltauro. Sì, ma tra i pali, non in panchina. Alex prova a scuotere i suoi, chiedendo di alzare il ritmo. Proprio Alex per Maltauro. Victor Lopez e poi Everton a concedere la rimessa all'L84. 3 cambi, anzi 4, no 3, perché Tuli rimane in piedi. Victor Lopez, Cuzzolino, Fortini, temporeggia, torna indietro Fortino, Liberty. Non si intende con Fortini. Altri 3 cambi per la squadra di Diego Rios a 150 secondi dal termine della gara. Ormai a un passo la vittoria. Maxi Rescia chiude in fallo laterale. Everton, Alex. Everton, Alex di prima. Galletto torna indietro per Alex. Scorrono inesorabili secondi. Alex, Everton. Maxi Rescia a chiudere, poi calcia cadendo e non va lontano dalla porta. Sbaglia di un paio di metri. Maltauro per Alex. Si deve ripetere. 2 minuti. Risale il campo la Sandro Abate e torna a fare possesso nella metà campo dell'L84. Everton. Alex di prima. Maltauro 5-3 a 1 minuto e 45 dalla fine. Il gol di Maltauro. La Sandro Abate è viva. E ora ancora portiere di movimento per l'L84, come tentato di fare dopo il gol del 5-2. Tuli. Finte per spezzare l'inerzia anche della Sandro Abate. Riceve proprio Tuli. Sul secondo palo si era fatto vedere Fortini. Il pallone è uscito, non c'è stato un tocco da parte di Botta, che va subito al cambio. 90 secondi. Pochissime speranze per la Sandro Abate, che però vuole crederci.
Deve provare a concludere adesso. Alex allarga, Darici, Cuzzolino lo mura. 1 minuto e 23. Alex sulla linea di fondo, non l'ha toccata Cuzzolino, anzi sì. Calcio d'angolo, Galletto, morbido all'indietro. Alex deve tentare il tutto per tutto, anche rischiare la giocata se necessario. La squadra di Basile, Darici torna da Alex, si fa vedere Maltauro. Alex sul secondo, Tuli intercetta, la porta è vuota ma non la inquadra il numero 6. 62 secondi per i campani, che comunque sono stati coraggiosi e determinati a rientrare in partita. Everton, Maltauro di prima al volo, dall'altra parte Galletto litiga col pallone. Darici, Everton, Alex, Darici, troppo tenero il suo passaggio per Alex. Tuli temporeggia e poi salvataggio di Darici a 34 secondi dalla fine. Chiede scusa al compagno. Liberty, è rimasto in porta Maltauro. Cuzzolino per Liberty, 3 contro 1. Maltauro intercetta, poi si scontra con Victor Mello, ma c'era stato un fallo a favore della Sandro Abate. 25 secondi. 5-3 e le 84 per il momento, seconda in classifica, a +1 sulla Feldieboli. Everton, ultimo possesso della squadra di Basile, ancora il 22, Darici col sinistro, Galletto, Darici, Everton chiede un tocco di mano che non c'è secondo i due arbitri. A 6 secondi dalla fine, pallone esce, 4 secondi. Predica calma Cuzzolino. Morbido per far passare tempo e arriva la sirena al Pala Maggiore di Leini. La L84 soffrendo nel finale più del previsto per come si era messa la gara, vince contro la Sandro Abate e lo fa con il punteggio di 5-3 per la squadra di Diego Rios, doppietta di Maxi Rescia e reti di Lucas Siqueira, Van der Salas e Lugero Lopez per la Sandro Abate, doppietta di Galletto e rete di Maltauro. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della divisione Calcio a 5 per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano. Dal Pala Maggiore di Leini e da Luca Pellegrini è tutto e vi auguro una buona serata.